Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Preoccupazione anche in Veneto per l'escalation della guerra in Ucraina. Carri armati mandati, come avete sentito anche ieri sera a Focus, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Durissima la reazione di Mosca. Vedremo quali saranno le prossime mosse degli Stati Uniti e soprattutto di Putin e di Zelensky. Anche qui in Veneto grande apprensione perché l'orologio dell'Apocalisse si avvicina alla mezzanotte, l'ora prevista per la catastrofe. Abbiamo tante notizie di cronaca, ovviamente, avremo gli ospiti nella seconda parte. È in corso la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma, dove è presente il capo dello Stato Mattarella e dove ha parlato poco fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Vediamo alcune immagini dalla cerimonia che è in diretta a Roma. Vedete il Presidente della Repubblica. Sentiamo una parte della cerimonia. Vediamo. Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione, signor Procuratore Generale, illustri ospiti, prendo la parola in questa solenne cerimonia per porgere il saluto dell'istituto che ho l'alto onore di dirigere. Nella sua approfondita e ampia relazione, il Primo Presidente ha riferito in modo analitico sui risultati raggiunti dalla Suprema Corte anche nell'anno 2022. Frutto, ancora una volta, del grandissimo impegno profuso dai magistrati e del personale amministrativo, ai quali vanno sentito ringraziamento e viva gratitudine. La sinergia fra i diversi attori dell'attività giudiziaria si sviluppa sul piano strettamente... E ne parleremo della giustizia nella seconda parte con i nostri ospiti, anche perché la giustizia adesso parla in Veneto, perché ci sono il ministro Nordio, il sottosegretario Ostellari e l'appena nominato vicepresidente del Consiglio della Magistratura Fabio Pinelli, l'avvocato del presidente Luca Zaia. Dovremmo essere collegati adesso con Monica Smiderle per un gravissimo fatto di cronaca. Altri due operai, dopo gli incidenti che ci sono stati nei giorni scorsi e nel giorno in cui parte il processo per la morte di Mattia Battistetti, due operai sono caduti dal tetto di un capannone a Carmignano di Brenta. Ci racconta tutto Monica Smiderle. A te la linea, Monica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come dicevi tu correttamente, il grave fatto di cronaca, il grave infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina qui a Carmignano di Brenta, all'interno dell'azienda che vedete alle mie spalle, la Cartotecnica Veneta. Che cosa è accaduto? Due operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Chiedo ad Andrea Benetti di seguirmi con le immagini sopra il tetto di quella parte di capannone, la parte più alta, che è la parte nord dell'azienda. Dei lavori di manutenzione sul tetto, come vi dicevo, pare si sia sfondato il solaio, i due operai sono precipitati a terra, un volo di circa 8 metri. L'impatto è stato violentissimo, i due operai hanno riportato ferite molto gravi, sono in condizioni serie. Sul posto sono arrivati gli eli soccorsi da Padova e Treviso, sono stati eli trasportati, uno appunto all'ospedale di Padova, l'altro invece al Caffoncello di Treviso. Si tratta di un uomo e di una donna, la donna una 45enne, l'uomo invece più giovane di 30 anni. Sono dipendenti a quanto pare di un'azienda esterna, quindi non dipendenti di Cartotecnica Veneta, ma appunto di un'azienda che aveva l'appalto di eseguire questi lavori di manutenzione in copertura. Finora non siamo riusciti a parlare con i responsabili della sicurezza dell'azienda, ci hanno promesso che usciranno tra poco, ma non li abbiamo ancora visti. All'interno c'è il personale dello Spisal, ci sono stati i carabinieri, naturalmente sono in corso tutte le verifiche per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza, ma insomma ci sono questi due operai
sarà in gravissime condizioni, uno a Padova, l'altro a Treviso. Ripeto, si tratta di un uomo e di una donna di 45 e di 30 anni. Per il momento non abbiamo altri particolari sull'episodio, nel caso vi richiederemo la linea se non hai domande, direttore. Grazie molte Monica Smiderle, se ci saranno degli aggiornamenti ci ricollegheremo. Restiamo sulla cronaca. Ha fatto una grande impressione la morte di una 84enne, è morta asfissiata nell'incendio di un condominio a Mortise. Più tardi avremo anche un collegamento, vediamo cosa è successo nel servizio di Anna De Roberto. La vittima si chiamava Angelina Favaro, aveva 84 anni, viveva da sola nell'alloggio al sesto e ultimo piano del condominio al civico 47 di via Baiardi, un complesso di edilizia residenziale che sorge accanto al centro commerciale La Corte. Sono stati i vicini i primi a tentare di soccorrerla, ad insospettirli il fumo che iniziava ad uscire proprio dal portone della sua abitazione. Hanno tentato di abbattere la porta. I pompieri sono arrivati intorno alle 21. Quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento per la donna però non c'era già più nulla da fare. L'anziana era bloccata nel bagno dove si era rifugiata e da lì è rimasta intrappolata. Le fiamme hanno invaso l'intero appartamento, il fumo aveva reso l'aria irrespirabile. Tutti gli inquilini si sono riversati in strada, gli appartamenti degli ultimi 3 piani sono stati fatti subito evacuare per sicurezza. Per loro il comune ha fatto allestire 2 alloggi nella casa a colori di via del Commissario. In via Baiardi intorno alle 22:30 sono arrivate anche le figlie di Angelina, Marta e Silvia. Le operazioni per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza dell'immobile sono proseguite fino alle 23. L'incendio si sarebbe scatenato intorno alle 20, ma i soccorsi sono stati chiamati soltanto mezz'ora dopo. Fatali per la donna le esalazioni di fumo. Sul posto carabinieri e polizia locale. Le indagini sono in corso. E le fiamme sono divampate anche a Monselice. Vediamo di cosa si tratta in questo secondo servizio. Nella notte scorsa i pompieri sono intervenuti anche in via Torcello a Monselice, dove un incendio si è sprigionato all'interno di un appartamento. Le fiamme, inizialmente partite da un locale, hanno invaso l'intero appartamento, ma i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati da Abano ed Este con autoscale e 2 autopompe. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 115 nel cuore della notte. Per sicurezza sono stati evacuati 2 appartamenti. Un uomo è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L'area è stata delimitata e le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa 3 ore. E spesso gli incendi sono provocati da corticircuiti, dalle ciabatte che si surriscaldano e possono far partire una scintilla e quindi appiccare il fuoco. In questo caso, in una palazzina di Schio, la causa è stata quella del quadro elettrico. 15 persone sono riuscite ad uscire in tempo a salvarsi, 2 sono state messe in salvo con l'autoscala e un'altra con il respiratore d'aria. Vediamo. Paura nel pomeriggio di ieri in una palazzina di via Veneto a Schio che è stata invasa dal fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un quadro elettrico che, secondo le ricostruzioni fornite, sarebbe divampato al secondo piano interrato di una palazzina uffici con all'interno anche un poliambulatorio medico. 2 persone sono state evacuate con l'autoscala e un'altra con un respiratore ad aria. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento e da Vicenza con l'autoscala hanno spento le fiamme del quadro elettrico, mentre il fumo ha invaso le trombe delle scale e i corridoi comuni della palazzina. Una quindicina di persone sono riuscite subito a guadagnare l'uscita e mettersi in salvo. Altre persone sono rimaste bloccate in sicurezza negli uffici. 2 persone sono state raggiunte dall'autoscala al secondo piano e portate a terra, mentre una terza è stata evacuata con la maschera a sovrappressione collegata all'autorespiratore ad aria di un vigile del fuoco. Ieri sera Focus, l'ex magistrato e presidente, portavoce di Unione Popolare, nonché ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che era in Veneto per partecipare questa mattina al presidio davanti
al Tribunale di Treviso, dove è iniziato il processo per la morte del 23enne Mattia Battistetti. Ieri sera, tra l'altro, una puntata molto interessante, perché De Magistris ha parlato della sua esperienza contro la camorra, contro i poteri occulti, le logge massoniche in Calabria, inchieste che lo costrinsero poi ad abbandonare la toga. Vediamo cosa ha detto questa mattina davanti al Tribunale di Treviso e poi avremo il collegamento con Christian Arboit. Vediamo. Un segnale di vicinanza, ma non solo questo alla famiglia, perché di Mattia ce ne sono 1400 in un anno in Italia. Sì, questo è insopportabile, non sono numeri, sono persone, non sono morti bianche, sono omicidi. E la responsabilità non è solo di chi si è reso autore di un omicidio, e questo sarà la magistratura ovviamente a stabilirlo nella sua autonomia e indipendenza, ma sono responsabili quantomeno moralmente e politicamente anche tutti quei politici che in Parlamento in questi anni hanno smantellato i diritti, la protezione dei diritti, hanno mortificato l'articolo 1 della Costituzione che mette il diritto al lavoro al primo posto, hanno cancellato l'articolo 18, l'alternanza scuola-lavoro, il Job Act, sempre perché il denaro deve venire prima delle persone. Oggi invece credo che queste persone testimoniano una solidarietà a Mattia, alla sua famiglia, ma anche una lotta per i diritti, per evitare che continuino ad accadere questi omicidi. Poi ci vogliono più ispettori che controllano i cantieri, ci vogliono pene più esemplari, leggi più severe, e credo che per questo tante persone continuano a lottare e non si piegano. Ecco, lei diceva più controlli, perché questo è uno dei Sì. temi anche sui nostri territori. E chi li fa i controlli? Le fanno le persone. Se le persone non vengono assunte per controllare, diventa più difficile fare i controlli. Se si cancella l'articolo 18 che diceva che se un lavoratore o una lavoratrice viene ingiustamente licenziata sarà reintegrata, è chiaro che quella persona non avrà più la forza di poter denunciare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi è un insieme di cose su cui bisogna lottare e impegnarsi. Assunzioni nel mondo dei controlli, dell'ispettorato sul lavoro per controllare i cantieri, e poi una rinnovata sensibilità degli imprenditori, perché chiaramente ce ne sono molti che sono persone per bene, sono persone che rispettano i diritti dei lavoratori, rispettano le norme sulla sicurezza, e ci sono altri che invece sono senza scrupoli, che sfruttano, che non rispettano la normativa, che trattano le persone come schiavi, e per evitare che accada questo ci vogliono i controlli. E De Magistris ha fatto bene a distinguere tra imprenditori che seguono le regole e altri che non lo fanno, perché non sempre questi incidenti sono provocati da mancanza di sicurezza, a volte anche da imperizia, da inesperienza, da imprudenze. Ieri sera poi De Magistris, rivedremo un brano del suo intervento a Focus, ha parlato della mafia, dell'arresto di Messina Denaro, ha parlato della mafia infiltrata in Veneto e di come la mafia ha cambiato pelle, e ha detto De Magistris: temo che si debba passare ad una convivenza forzosa che ovviamente la mafia cerca di instaurare, no? Non è più il momento delle stragi, ma il momento proprio del piantare ulteriormente radici per impossessarsi delle imprese, per impossessarsi, ha detto De Magistris, delle risorse che sono in arrivo con il PNRR, ed è un rischio altissimo. E a Campobello di Castelvetrano ci sono state delle manifestazioni. Dopo un primo momento in cui nessuno parlava, finalmente c'è stata una manifestazione della popolazione che ha convissuto con il padrino dei padrini. Vediamo le immagini. E da molto diciamo che una volta sono venuti ad un bicchiere di vino. Uno scout presenta, parliamoci di corti anche col freddo. Spostati un po' più là, sono nell'erba. Quando è così fate
Due città che oggi sono insieme, si guardano, si parlano, si vedono. Due città contigue che hanno tante cose in comune, tanti interessi in comune, compreso quello di dire no alla mafia, di dirlo in maniera compatta, ma non adesso. Lo è stato detto da diversi anni ed oggi lo manifestiamo come lo abbiamo manifestato nei giorni scorsi e lo facciamo insieme, perché vogliamo dire che questo territorio è un territorio abitato soprattutto di persone pulite, oneste, laboriose, che vogliono guardare ad un futuro nella legalità. E questa era la manifestazione congiunta dei cittadini di Campobello, di Mazara e di Castelvetrano contro la mafia. Si era detto che sarebbero stati pochi, insomma c'era molta gente, ma resta il fatto che per troppo tempo quest'uomo ha potuto circolare liberamente nel suo paese natale e poi anche a Campobello senza che nessuno lo riconoscesse, e ovviamente i sospetti il muro di omertà sono molti da parte degli stessi inquirenti. Dovremmo collegarci adesso con Treviso, davanti al tribunale dove è iniziato il processo per la morte di Mattia Battistetti. A te la linea, Cristian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo qui all'esterno del Tribunale di Treviso con Nicoletta Rizzetto. È stata una mattinata importante quella di oggi, perché si sono lanciati tanti segnali al di là del processo che si è aperto proprio per il caso di Mattia Battistetti. Ve lo ricordo, era il 29 aprile del 2021 quando questo ragazzo morì, di 23 anni, morì sotto un carico di 15 quintali che si è staccato da una gru, 15 quintali di impalcature, una morte terribile. Un operaio che era con lui, un suo amico, se la cavò con 90 giorni di prognosi, però insomma fu una tragedia enorme, non solo per la famiglia ma per l'intera collettività. La famiglia che da quel momento non ha mai smesso di chiedere giustizia. Com'è andata questa mattina? Questa mattina si è aperto il processo, prima udienza preliminare, 6 gli imputati, ma c'è stato già un rinvio che, va detto, è di natura tecnica. Di fatto si ritorna in aula il 3 di marzo. Questa mattina c'è stato il tempo, diciamo così, di costituirsi parte civile per la CGIL, per la CISL, per l'ANMIL, che è l'associazione degli invalidi sul lavoro, e anche per un'associazione, una Onlus di Bologna, la Cico Mendes, che era una sindacalista, e ovviamente si sono costituiti parte civile i familiari di Mattia, qui la sorella Anna, la mamma Monica Michelin, il papà Giuseppe, con loro c'è anche Gabriele Zanella della rete 6 dicembre. Insomma, è iniziato e già è stato rinviato. Signora Monica, qual è il suo stato d'animo? Un po' se l'aspettava, era stata messa in guardia dall'avvocato? Sì, sicuramente l'avvocato ci aveva già informato e le cose mi hanno riferito così gli avvocati a fine di questa mattinata, che sono andate come dovevano andare, quindi certo che magari da mamma mi aspettavo di portare a casa qualcosa in più, però questa è la giustizia, quindi attendiamo il 3 di marzo e speriamo di poter arrivare a qualcosa, insomma. Lei dice: mi hanno ucciso mio figlio non è morto, è stato ucciso. Certo, guardi, mi dà molto fastidio quando sento parlare di morte bianca. Non sono morti bianche queste, sono omicidi, chiamiamoli con il vero nome, omicidi, ripeto, e per questo io chiedo, noi come famiglia chiediamo che chi ha sbagliato paghi. A noi del risarcimento interessa ben poco, devono pagare con pene severe. È giusto che chi per negligenza ha tolto la vita a mio figlio, come ha tolto la vita ad altri ragazzi giovani, ad altre donne, ad altri uomini, è giusto che paghi per rispetto di chi lascia la vita, di chi lascia questo mondo, e per rispetto delle famiglie che devono portare avanti una croce che, vi assicuro, pesa molto.
omicidi, così li ha chiamati nell'intervista che avete mandato poco fa, direttore, anche Luigi De Magistris. Luigi De Magistris è uno dei tanti volti noti che ci hanno messo la faccia su questa battaglia, perché Anna Battistetti, la sorella di Mattia, da tempo ha avviato anche questa raccolta firme online che nell'ultimo periodo è letteralmente esplosa. Ci sono state le adesioni importanti di Fiorella Mannoia, Moni Ovadia, Sabina Guzzanti, l'attore Elio Germano, insomma è diventato un movimento. Assolutamente sì, avevamo lanciato su Change una petizione ma anche appelli tramandati tra i social, tra persone da una parte all'altra d'Italia, proprio per cercare di divulgare al massimo il nostro fare giustizia a Mattia, ma anche a tutti i morti sul lavoro. Ecco, la vostra battaglia individuale è diventata una battaglia collettiva, possiamo dire. Assolutamente sì, è diventata una battaglia un po' di tutti, infatti anche stamattina c'erano persone che hanno fatto anche chilometri e chilometri dall'altra parte dell'Italia per venire qui a essere vicini e dimostrare la nostra vicinanza, insomma. Allora, papà Giuseppe è sempre molto ritroso, non ha mai amato parlare, quindi bisogna comprendere anche lo sforzo che una famiglia fa per metterci la faccia, per chiedere giustizia e portare avanti determinate battaglie. Io so che le costa molto, ma lo fa. Sì, purtroppo ci costa, non solo, anche fisicamente ci costa, però lo dobbiamo fare perché quello che è successo a mio figlio si poteva evitare, quindi è una morte che poteva essere, diciamo, tranquillamente evitata, e anche non solo, con poco, no? con grosse spese o poteva essere evitata. Quindi questo dà ancora più fastidio che al giorno d'oggi questi che hanno procurato la morte di mio figlio continuino a operare nella stessa maniera e nell'indifferenza totale, poi come non fosse un caso che toccasse a loro. Ecco, va detto che la pubblica accusa si concentrerà in particolare sul gancio che teneva l'impalcatura, quindi il gancio collegato alla gru. A quanto pare questo gancio, direttore, era usurato, non manutentato, e qui entriamo nel coacervo, chiamiamolo così, della sicurezza sul lavoro, sulla mancanza a volte di controlli, di operatori dello SPISAL, di ispettori del lavoro, che poi è un tema che più volte anche noi come cronisti evidenziamo con le varie ULS, con i vari organi competenti, però qui forse non si sta muovendo quello che si dovrebbe muovere. Assolutamente sì, va smentita totalmente la narrazione della fatalità. Non ci sono incidenti sul lavoro che avvengono per fatalità, non ci sono morti sul lavoro per fatalità. Ci sono molti morti per negligenza, per incuria, per manutenzioni non fatte, per controlli non fatti, per sanzioni non date, perché per organici che non ci sono negli enti di controllo. Quindi ci sono vari rapporti di causalità, per pene non date che potrebbero essere un deterrente perché le aziende facciano una maggiore attenzione e facciano tutti gli investimenti necessari alla sicurezza. Quindi questo è il messaggio che va fatto passare, io credo. Oggi è stato fatto passare con una partecipazione popolare di individui, di organizzazioni, di varie realtà, che prima di tutto chiede di far giustizia per Mattia Battistetti, si stringe attorno alla famiglia, continuerà a farlo perché oggi è solo la prima udienza, oggi è solo l'inizio, e poi si tratta veramente di sensibilizzare le tante situazioni che purtroppo non hanno la stessa determinazione della famiglia di Mattia nel portare avanti questa battaglia. La stessa forza. Le chiedo solo una battuta: farete altri sit-in più avanti, manifesterete in altra maniera? Assolutamente sì, questa battaglia anche di coinvolgimento delle lavoratrici, dei lavoratori, delle loro organizzazioni continua, perché noi vogliamo che venga fatta giustizia e vogliamo fermare questa strage che ha visto Treviso negli ultimi 10 giorni essere l'epicentro di morti di lavoratori in coma e quant'altro, insomma. E va fermata assolutamente questa strage, perché non si può andare al lavoro e non tornare, e non si può morire per il profitto di qualcuno che della nostra vita non gli interessa, insomma,
e non ha rispetto per la vita e per il lavoro. 1400 i morti in un anno in Italia, direttore, 135-140 nel solo Veneto, comprese le persone che appunto nel tragitto, che muoiono nel tragitto tra il luogo di lavoro e la propria casa. Anna, ti chiedo solo, in questi mesi, in queste settimane avete presentato anche un libro su Mattia. Io ti chiedo un ricordo molto semplice. Chi era Mattia? Mattia era il mio fratellino più piccolo d'età, che però mi proteggeva da tutto. Quindi era un grande. Per me, per i suoi amici, per la famiglia, per i nonni. Era proprio un punto di riferimento che era essenziale per qualsiasi cosa. E sia dal punto di vista manuale che dal punto di vista morale era proprio un angelo. E quindi voi, proprio per ricordarlo, andrete avanti nella vostra battaglia? Certo, sicuramente sì, gliel'ho giurato il giorno del funerale e andremo avanti finché abbiamo le forze di farlo, e le persone che ci sosterranno, ci stanno vicino, andremo avanti sicuramente. Grazie, ci mancherà. Allora direttore, io ti restituirei la linea con Anna, la signora Monica, papà Giuseppe e Gabriele Zanella, referente della rete 6 dicembre che si occupa per l'appunto di sicurezza sul lavoro, una tematica quanto mai attuale, sempre troppo attuale. Con Nicoletta Rizzetta dal Palazzo di Giustizia di Treviso ti restituisco la linea. Grazie Cristian e grazie tutto il nostro affetto, la nostra solidarietà alla famiglia di Mattia Battistetti, che è morto a soli 23 anni. Dovremmo adesso andare in collegamento con Mortise a Padova, dovrebbe esserci Anna De Roberto, la vedo per darci un aggiornamento sulla morte davvero atroce di una signora di 84 anni che è morta asfissiata in un condominio al 6° piano avvolto dalle fiamme. Dici tutto, Anna. Eccoci direttore, buongiorno ai tuoi telespettatori. Siamo in via Baiardi, qui è proprio un complesso di edilizia residenziale pubblica, sono case Ater. Quella che vedete alle mie spalle è la palazzina che è andata a fuoco, l'appartamento bruciato è al 6° piano e ci siamo posizionati qui perché direttore volevo farti vedere che ai piedi proprio della palazzina ci sono i tanti affetti della signora deceduta che aveva 84 anni. Venite con me, sono con Federico Cibotto. Ecco, sono proprio qui ai piedi della palazzina, ci sono tutte le cose, tante cose che appartenevano alla signora. E questa mattina abbiamo trovato la figlia Marta, una delle 2 figlie, che era qui con i guanti, che cercava di raccogliere quello che era rimasto dei ricordi della mamma. Ha trovato spille, coperte, la giacca del papà della signora. La signora è morta appunto, come anticipavi tu, asfissiata nel fumo che ha avvolto il suo appartamento, e pensate che la signora si è chiusa in bagno nel tentativo di sfuggire al rogo. Purtroppo ha creato la propria trappola e in quel momento pare che abbia anche telefonato alla seconda figlia per chiedere aiuto. Immediati sono stati i soccorsi, i vicini che noi abbiamo intervistato prima ci hanno raccontato di aver visto il fumo che usciva dalla porta dell'appartamento della signora, di aver cercato di aprire la porta, poi hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno creato un buco per poter entrare, ma quando sono entrati purtroppo la signora era già senza vita. E qui questa mattina sono tornati tanti altri condomini sfollati che quindi hanno passato la notte fuori per andare a vedere in che condizioni era il loro appartamento, e purtroppo diversi appartamenti, quindi 6º, 5º e 4º piano, sono inagibili perché manca il gas, manca l'elettricità. E davvero devo dire, direttore, si sente ancora l'odore acre del fumo, l'odore proprio delle cose carbonizzate, ed è agghiacciante vedere a terra tutto quello che rimane insomma della vita di questa signora, che purtroppo ha trovato la morte nell'incendio del proprio appartamento. Vedete, c'è di tutto, i maglioni, le coperte, ci sono addirittura delle parti di tapparelle che
state accartocciate dalle fiamme, e questa mattina c'erano anche ovviamente rappresentanti del condominio, oltre ai cittadini, ma anche l'amministratore di condominio, per cercare di fare luce su quanto accaduto. Ricordiamo che è un condominio di edilizia residenziale pubblica e alcune persone con cui abbiamo parlato lamentavano un po' le condizioni in cui versano questi immobili, che sono immobili datati, in cui la manutenzione non viene quasi mai fatta. Ecco, quindi alcuni hanno un po' instillato il sospetto che una delle cause, la causa del rogo, potrebbe proprio essere questa, cioè le condizioni di un immobile ormai molto molto vecchio. Però stanno indagando i carabinieri, quindi noi ovviamente non possiamo fare alcuna ipotesi in merito a questo. Anna, grazie per ora. Se ci sono altri aggiornamenti faccelo sapere. Grazie molte Anna De Roberto da Mortise a Padova per la morte dell'84enne in un incendio del condominio. Dovremmo andare adesso tra poco da Filippo Fois a Venezia, nel ghetto ebraico, la cerimonia per il giorno della memoria che cade domani, ma si è deciso per varie ragioni di anticipare. Vedo Filippo Fois, non so se è ancora pronto. Ecco, lo vedo. A te la linea, Filippo, a te la linea col presidente Zaia. Giusto una domanda, mi scusi Zaia, e lo ringraziamo proprio di questo istante perché siamo in ritardo. Lei ha detto non è un gesto vuoto, meccanico quello che si è fatto oggi, venire a ricordare quella che è stata una tragedia che pesa sulla storia anche del Veneto. Domani c'è un anniversario, 27 gennaio del 45 veniva liberato Auschwitz. La contabilità è tragica, stiamo parlando di 17 milioni di persone trucidate nei campi di concentramento, dei quali 6 milioni ebrei, rom, zingari, omosessuali e anche disabili. E quindi siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza alla comunità ebraica, siamo qui a testimoniare il fatto che la battaglia per la difesa dei diritti civili, per la difesa delle libertà, per il rispetto umano debba essere sempre una battaglia viva. Come si inquadra questa battaglia, mi scusi Presidente, col dibattito molto acceso che c'è stato dal Presidente della comunità ebraica Dario Calimani e le risposte che sono arrivate poi da Enoch Soranzo, l'onorevole di Fratelli d'Italia, che è stato anche consigliere regionale? Ma guardi, io non sono qui a fare polemiche. Penso che il Presidente della comunità ebraica abbia esposto, una riflessione che ovviamente si aggancia alla storia, e la storia è inconfutabile, è quella, punto, non c'è altro da aggiungere. Dopodiché la battaglia per questi valori deve essere una battaglia che non deve avere ovviamente connotazione politica, e questo l'ha detto anche il Presidente Calimani, ed è una battaglia che deve essere di tutti noi, una battaglia di civiltà. Grazie. Prego. Grazie. Eccoci direttore, avete sentito la voce del Presidente Zaia. Io mi sposto proprio di fronte a questo monumento che ricorda l'eccidio di 6 milioni di ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Siamo al ghetto di Venezia, un luogo che è una testimonianza vivente di quello che è accaduto quasi 80 anni fa. Qui ci fu un rastrellamento, ci sono circa 254 ebrei veneziani che furono portati nei campi di sterminio, solamente 8 di loro tornarono, e quello a cui facevamo riferimento prima con il Presidente Zaia è la polemica che c'è stata in questi giorni. Il Presidente della comunità ebraica Dario Calimani, che ha partecipato adesso a questa manifestazione assieme al Presidente della Regione Luca Zaia e al Rabbino di Venezia Alberto Sermoneta, qualche giorno fa in una manifestazione al Teatro La Fenice ha detto che il nostro Paese non ha ancora fatto completamente i conti con quello che è il suo passato, con il ventennio fascista e con quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale nella Repubblica Sociale di Salò. Si è aperto un dibattito molto vivace al quale l'onorevole di Fratelli d'Italia Sperandio ha risposto anche in una maniera che ha un po' ha surriscaldato gli animi, perché ha detto il Presidente della comunità ebraica parla come, scusate Speranzone, ho detto Sperandio, scusate, parla come se fosse il segretario del Partito Comunista Italiano. È ovviamente
diciamo un'uscita che non è passata inosservata, infatti è stata ripresa anche durante i discorsi ufficiali. Avete sentito cosa ha detto Zaia, al di là dei partiti politici, diciamo che siamo qua perché qualcosa è successo e nessuno si può chiamare fuori da quello che è stata la storia del nostro paese, né da una parte né dall'altra. Filippo, hai fatto bene a ricordare la polemica, volevo però sentire qualche voce. Tu riesci a avvicinare qualcuno dei presenti, qualche opinione? Domani cade il giorno della memoria. Sì. Il giorno della memoria è domani. Io adesso mi sposto perché qui ci sono, naturalmente oltre al Presidente della Regione, ci sono anche parecchi consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, c'è il Presidente del Consiglio Ciambetti. Io volevo vedere proprio se riuscivo a trovare il Presidente della comunità ebraica Kalimani, che però mi dicono essere entrato qui dentro. Non so se possiamo entrare anche noi, ma forse no. Per cui direttore, se mi dai un istante io magari vedo di trovarlo e ti richiedo la linea proprio tra pochi istanti. Benissimo, grazie. Ricolleghiamoci perché dobbiamo sentire delle voci, se per caso riesce a recuperare Dario Kalimani piuttosto che Roberto Ciambetti o un consigliere regionale. Grazie Filippo Fois per ora. Andiamo avanti con la vicenda delle mazzette in Veneto. L'operazione Delta Black, la banda del 10%, è stato grazie ad un imprenditore coraggioso, un architetto di Venezia, che ha affiorato tutto il marciume attorno a Santa Maria di Sala, la vendita di un terreno di questo architetto che si era sentito chiedere una tangente da 100.000 euro, ha registrato tutta la conversazione con chi gli chiedeva la mazzetta. A Venezia si chiama Mandola peraltro, e poi è andato dai carabinieri e da lì, pensate, già nel 2017 era partita l'inchiesta che poi oggi ha portato all'arresto a 6 ordini di custodia cautelare. Vediamo un servizio su questo di Ilaria Marchiori. Una bolla di sapone che si risolverà. Cioè, in concreto, se lei va a vedere, viene contestato al sindaco di non essersi astenuto in relazione a tutta una serie di acquisti di mascherine. Ma anche in concreto da quale atto lui si avrebbe dovuto astenersi? È questo che manca nella costruzione della Procura di Venezia. Manca l'indicazione di quale atto egli avrebbe compiuto e dal quale avrebbe dovuto astenersi. Il giro di mascherine scoperto dai carabinieri di Venezia, messo in piedi dall'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni insieme al fratello, gestore della Fragomeni Group, finirà in una bolla di sapone, secondo il suo legale. Poi parliamo anche di acquisti di fatture per 488 euro, cioè stiamo parlando anche di cose veramente minime sostanzialmente. Quindi io credo che di questo reato eventualmente avrebbero dovuto rispondere tutti i pubblici amministratori d'Italia. Se andiamo a ripensare a quell'epoca in cui c'era questa ricerca spasmodica delle mascherine, penso che tutti quanti dovrebbero rispondere sostanzialmente. Ma per la procura in ballo non ci sarebbe solo la questione delle mascherine. A Fragomeni si contesta anche di aver sottratto buoni spesa Covid riservati alle famiglie in difficoltà. Una vicenda per cui sarebbe stata coinvolta anche la moglie. Secondo gli investigatori, infatti, l'ex primo cittadino si sarebbe appropriato di una 50 di buoni del valore di 10 euro ciascuno, per un totale di circa 500 euro, che avrebbe poi speso con la consorte nel Natale del 2021 in alcuni supermercati del Padovano e di Santa Maria di Sala, motivo per cui sarebbero entrambi indagati con l'accusa di peculato. Il GIP però non ha ritenuto che per questo reato fosse necessario emettere una misura cautelare. Intanto l'attesa è per venerdì e sabato, quando si svolgeranno gli interrogatori di garanzia. Servizio Ilaria Marchiori, si sta parlando molto di un altro fatto di cronaca, cioè legato a dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che sono stati condannati a pagare 5 milioni per avere addomesticato delle cartelle esattoriali di alcuni imprenditori. Vediamo di cosa si è trattato.
Un ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha risarcimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'istruttoria è collegata a un'indagine del 2017 su un giro di corruzione nel quale erano coinvolti funzionari, finanziari e imprenditori. In sostanza, gli addetti alla riscossione delle tasse avrebbero ricevuto denaro da una serie di imprenditori in cambio di sconti illegittimi sulle loro cartelle esattoriali. L'epilogo finale di una vicenda nota nella quale questi due funzionari, tra gli altri, perché peraltro non erano da soli, avevano addomesticato degli accertamenti tributari nei confronti di alcuni contribuenti. Ci colleghiamo con Venezia perché sta parlando il rabbino capo Dario Calimani, sentiamo cosa sta dicendo. E io devo perdonare, che diritto ho io di perdonare per chi è morto? Posso perdonare per un male fatto a me stesso, per un'offesa fatta a me stesso, non agli altri. Cioè, chiedere che si perdoni vuol dire non solo inserire un discorso fideistico, religioso, su una tragedia che non è religiosa, che è assolutamente, come dire, umana e che non ha nessuna giustificazione. E poi significa cambiare discorso. Anziché parlare di fascismo e di responsabilità, parliamo di perdono. Senza mai aver parlato di responsabilità e di fascismo. No, non ci sto. Chi parla così è il segretario del Partito Comunista. Beh, questo è stato detto di me, che se parlo così io non capisco perché destra e sinistra, e insisto, destra e sinistra, non si riappropri del 25 aprile, del significato tutti insieme del 25 aprile, che non è la festa del Partito Comunista o di chi che sia, è la festa della liberazione dalla dittatura. Ma deve essere per tutti, altrimenti qualcuno non ha capito o qualcuno non ha riflettuto. Io questo non lo capisco. Perché lasciare che il 25 aprile, e lo dico come simbolo, diciamo così, ovviamente, perché il 25 aprile sia appannaggio solo di una parte politica, deve essere appannaggio di tutti la libertà. E il fascismo deve essere espunto dagli ideali della nostra comunità, della nostra società e dalle nostalgie di chi ancora ha nostalgie per un periodo che è stato catastrofico per l'Italia, non solo per gli ebrei. Noi l'abbiamo pagata cara, ma anche gli altri l'hanno pagata. Lei prima faceva riferimento a delle targhe, no? Tipo quella del padiglione Iona. Va bene fare le targhe commemorative, ma bisogna spiegare chi sono queste persone, bisognerebbe scrivere ebreo. La targa è un atto diplomatico, formale e rituale. È un oggetto messo attaccato al muro, una volta all'anno si va, si mette un fiore e poi ci si dimentica. La targa, io non voglio fare polemiche con chi che sia, io dico solo una verità. La targa a Giuseppe Iona, suicida per non aver voluto consegnare a nazifascisti la lista degli ebrei iscritti alla comunità in modo da poterli deportare, e si è suicidato per questo. La targa posta a sua memoria non dice che era ebreo, che era il presidente della comunità ebraica, non dice chi sono i carnefici che l'hanno costretto al suicidio, non dice nulla. Dice che era una grande persona, generosa, ma questa non è una targa, questo è un falso. Allora ci diciamo la verità, il primo problema per la pacificazione anche mia, della mia coscienza, diciamo così, del nostro popolo sterminato, il primo problema è guardare in faccia la verità storica e confrontarsi su questa, non offendersi dicendogli se dice queste cose vuol dire che è comunista. A me di Stalin non mi interessa niente, il giudizio della storia su Stalin, Gulag è già stato dato. Io sto parlando del regime che avevamo in Italia, non in Russia, non in Polonia, non in Ruanda, in Italia, il nostro regime fascista. C'è un'altra cosa che si sente, lei prima ha detto, anche quello che si legge sui social, ha detto il presidente Zaia. Io proprio ieri ho sentito una persona che diceva, ma insomma, perché dobbiamo ancora parlare di qualcosa di 80 anni fa? Perché non se ne è mai parlato. Perché non se ne è mai parlato. Io al liceo non ho mai studiato la Shoah. E io da ebreo dicevo, come mai non se ne parla? Eravamo appena usciti, eravamo negli anni 60, diciamo, non se ne parla. È perché bisognava riconciliarsi con chi, fra chi, su che cosa? Sui silenzi. C'è stata l'amnistia, c'è stato Togliatti, vabbè, la conosciamo la storia. Però dobbiamo star zitti dopo 50, 60, 70 anni di silenzio. L'abbiamo già attuato il silenzio. Forse è ora che parliamo adesso, che ci diciamo le cose e che diciamo questo è democratico, questo non è democratico. Questa è libertà, quella non era libertà e non può tornare ad essere il nostro genere di libertà. Solo questo dico, a me va bene qualsiasi partito,
purché sia all'interno democratico di un arco costituzionale che concepisce la libertà come valore assoluto e il rispetto dei diritti umani e civili. Umani e civili. Avete sentito, era il presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, che ha risposto anche su quello che era il dibattito che si è sviluppato in questi ultimi giorni. Direttore. Filippo, grazie, molto importanti le parole di Calimani. Sarebbe ora anche di smetterla con questa contrapposizione partigiani, fascisti, fascisti, partigiani. Hai ragione tu, no? Hai fatto più morti tu. Insomma, le stragi, l'abominio dei regimi totalitari non hanno distinzioni, sono morti, innocenti, sterminio di popoli, e non si può fare una classifica degli stermini. Giustamente Calimani diceva bisogna, e non a caso oggi con un giorno di anticipo si celebra il giorno della memoria, ricordiamo anche il giorno del ricordo che è stato istituito per ricordare le vittime del regime Titino, gli infoibati, gli istriani, gli esuli italiani. Insomma, abbiamo di fronte delle pagine orribili che bisogna ricordare senza però tornare a rinfocolare dei contrasti che sono insanabili ma che non devono riaffiorare. Filippo, come si è svolta questa giornata? Abbiamo sentito prima il commento del governatore Luca Zaia. È stata una cerimonia molto composta, c'è stata una preghiera del rabbino di Venezia, ci sono stati poi gli interventi appunto del presidente della regione, del presidente della comunità ebraica di Venezia, diciamo una cerimonia molto sobria, e poi naturalmente durante gli interventi è stato proprio Dario Calimani a introdurre l'argomento dicendo non posso far finta di niente, non posso far finta che in questi giorni non si sia sviluppato questo dibattito di cui appena adesso abbiamo avuto un ulteriore sviluppo, ecco. Ma è una cerimonia che è durata circa una mezz'oretta. Grazie molto Filippo, grazie, buon lavoro, grazie, a presto. Andiamo in pubblicità pochissimi istanti, in regia Renato Capoglia e Simone Merlo. Tra poco avremo due ospiti che sono Roberto Grigoletto di Azione e Marco Brigo del Partito Liberale. Parleremo dei presidenti delle regioni che vorrebbero avere tolto il tetto dei 2 mandati. Potrebbe essere presto varata una legge in tal senso. Pubblicità e torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, buona giornata a tutti. Parte adesso la sezione dell'approfondimento. Come sapete in questa edizione di Focus TG abbiamo la mattina anche degli ospiti che oggi sono Roberto Grigoletto di Azione. Buongiorno direttore. Buongiorno Grigoletto, e Carlo Brigo del Partito Liberale. Buongiorno direttore. Buongiorno Brigo. Tante notizie, siamo partiti dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha parlato tra gli altri ovviamente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, si è parlato di autonomia e di indipendenza della magistratura, c'era il Presidente Mattarella, e poi parleremo tra poco anche di una giustizia che è un po' in lingua veneta, perché Nordio, Ministro guarda sigilli, Andrea Ostellari, Sottosegretario alla giustizia, Padovano, un altro padovano, Fabio Pinelli, che è stato nominato ieri vicepresidente del Consiglio della Magistratura, presieduto dal capo dello Stato, e quindi il vice di Mattarella, e quindi insomma diciamo che molti veneti almeno su questo versante sono presenti. Ma io vorrei, partiamo dall'altro titolo, Renato, poi andremo sulla giustizia, perché si sta parlando molto sui giornali, in particolare della richiesta partita dalla conferenza delle regioni, quindi dai governatori, di togliere il tetto del secondo mandato, cioè dopo 2 mandati c'è una legge regionale statale che impedirebbe appunto di
di farne un terzo. I governatori vorrebbero che fosse tolta perché, caso specifico, Luca Zaia, che sarebbe al 4º mandato, vale il 3 per lui, perché questo criterio parte dal 2015, quindi sarebbe il suo terzo mandato in realtà, ma è il 4º mandato di fatto, così come altri governatori dopo 2 mandati vorrebbero fare appunto il terzo. Cosa ne pensate, Grigoletto? Ma guardi direttore, io non ne faccio una questione personale perché io non ho mai nascosto anche un certo apprezzamento per certe scelte e un certo modo anche di fare politica del governatore Zaia, pur non essendo del mio partito, anzi essendo un avversario, però riconosco delle doti, delle capacità di mediazione, un modo di porsi sicuramente che dobbiamo anche registrarlo ai veneti piace, perché ha avuto un consenso alle ultime elezioni regionali importante e il consenso elettorale va sempre comunque rispettato, ma è un consenso anche molto ampio, quindi sì, quello slogan, il governatore, no, che piace di più agli italiani come le cucine Scavolini, beh, credo fosse anche meritato alla fine, no? Quindi non ne faccio una questione personale, però dico una cosa, io credo che ci sia bisogno di un ricambio nelle responsabilità, no? L'altra sera qui a Focus parlavamo con lei proprio della mafia, anche della necessità che ci sia uno scambio anche di compiti, di cariche, di incarichi, di appalti, ma anche di ruoli politici. Io penso sia il limite di mandati sia importante non solo per i presidenti della regione, ma per tutti quanti gli incarichi, sia il Consiglio comunale sia il Parlamento europeo. Io penso che un ricambio, una turnazione sia necessaria, perché altrimenti poi ci si sclerotizza in certi ruoli, certe funzioni e anche in certe magari abitudini, magari vanno anche bene. Però insomma cambiare non è detto che vada per forza peggio, no? È come quando insomma uno gli capita di avere lo stesso insegnante tutti quanti gli anni, tutti i 5 gli anni, poi magari insomma se gli va bene, bene, ma se gli va male non è il massimo. Ma al di là di questo è comunque importante che la politica non diventi una professione, no? E quindi io penso, per esempio nel caso del governatore Zaia, che le sue capacità, le sue competenze, l'ho già dimostrato facendo che il ministro dell'agricoltura, io penso che insomma possano essere impiegati anche altrove. Ripeto, non è un caso personale, ma una rotazione per me è fondamentale. No, anche perché probabilmente c'è anche del risentimento da parte di coloro che vengono eletti con le preferenze, come succede per i consiglieri regionali, insomma, per chi non è parlamentare, mentre un parlamentare, se è bene ammanicato, potremmo fare tanti esempi, parliamo di Pier Ferdinando Casini, credo che sia alla sua 11ª legislatura. Dal 1983. Dall'83, insomma, anch'io trovo che sia, per chi viene nominato, sia qualcosa di aberrante, insomma, no? Se viene votato è un conto, ma se viene collocato nelle liste perché è particolarmente collegato a chi poi decide, che sono le segreterie di partito, che con questi listini bloccati, allora davvero è un problema che poi porta alle accuse di casta, all'attaccamento alle poltrone. Se mi permette, su questo direttore aggiungerei anche questo. Lei ha citato Casini, io citerei Fassino, che ne ha forse altrettante e che ha portato anche la moglie qualche tempo fa in Parlamento con lui alla Camera. E poi in questa legislatura ricordiamo un altro evergreen non proprio, Franceschini, riconfermato, rinominato in Parlamento, che ha portato questa volta anche la moglie in Parlamento, quindi sono entrambi deputati. Ecco, questa se non è casta questa. Sì, no, veramente, il familismo poi... E tra l'altro ricordiamo che Fassino è stato rieletto qui in Veneto, no? E anche qui polemiche, perché sono quelli paracadutati, dice cosa c'entra un piemontese con il Veneto? Di Torino. Appunto. Brigo. Guardi, io mi ricollego a quello che appena adesso ha detto il mio compagno di poltrona vicino, è come il discorso dei sindaci, questo purtroppo è diventato una malattia, fa un sindaco in un comune, poi si sposta dall'altro, che professione fa il sindaco? Questo sicuramente difeziona anche la gente che vuole fare politica, solamente i ragazzi, anche perché non dimentichiamoci che vediamo una classe dirigente non sempre giovanissima di quelli sempre ripresentati. Allora io faccio una domanda. È vero che noi chiamiamo il Presidente della Regione Veneto governatore, qui siamo forse, pensavo che la monarchia fosse stata abolita, perché un quarto giro di valzer, come lo definisco io, è pericoloso. Uno, perché
viene fossilizzato anche un pensiero diverso, che come ha detto il collega poc'anzi è vero che comunque Luca Zaia ha avuto un consenso molto importante, non indifferente, ma è anche sì vero che tante volte far vedere le cose in un'ottica diversa di un altro personaggio, che potrebbe essere all'interno della Lega, non dico mica, ma questo fare anche una riflessione, direttore. Se Luca Zaia chiede questo al governo nazionale, quindi non solo lui, anche altri, vuol dire che purtroppo non c'è un orto pronto a far prendere il tuo posto. E questo, signori miei, vale sia per il sindaco sia a livello regionale. Questo è colpa di chi fa quel lavoro, perché se io fossi sindaco è il mio impegno quello di fare anche il secondo mandato, perché vuol dire che quello che io propongo nella prima legislatura la devo vedere in opera nella seconda, ma il giorno stesso che io divento sindaco, nella mia squadra di ragazzi, nella mia compagine politica, donne e uomini che siano, devo trovare chi è all'altezza, perché non tutti hanno queste capacità, perché politica è anche dialogo. Quindi, ripeto, non è una cosa, un leader non nasce oggi per domani. In questo momento Luca Zaia è un leader accreditato dai voti di veneti, ma è vero che tu devi avere un percorso, altrimenti diventiamo come Ranudo. Allora, a proposito di sindaci, ricordiamo che si voterà per le amministrative, sono appuntamenti importanti, in particolare a Treviso e a Vicenza. A Treviso si ricandida il sindaco uscente Mario Conte e si è saputo proprio ieri che si ricandiderà, anche se era abbastanza prevedibile, ma mancava la conferma, si ricandiderà il sindaco uscente Francesco Rucco, che è stato intervistato da Carlo Inghilleri. Vediamo. Mi candido per il prossimo mandato amministrativo per le elezioni comunali 2023-2028. A Vicenza è aperta la sfida per la poltrona di sindaco. Francesco Rucco, il trionfatore delle elezioni del 2018, non lascia ma raddoppia. Si candida per altri 5 anni e lo fa senza tanti fronzoli, senza effetti speciali, in un'atmosfera quasi confidenziale, con la moglie al suo fianco. Con mia moglie e con le mie figlie abbiamo condiviso insieme questo percorso che si auspica si possa portare avanti con il placet dei cittadini vicentini. Francesco Rucco, dopo 5 anni da sindaco, è ancora un candidato civico, senza tessere di partito, a cui le forze di centrodestra confermano il loro appoggio rinunciando ad un alfiere di bandiera. Fratelli d'Italia non avrà un candidato di bandiera. Il candidato per Fratelli d'Italia che verrà sostenuto da Fratelli d'Italia è il sindaco uscente. Da parte della Lega c'è la piena volontà a continuare l'esperienza amministrativa a sostegno di Francesco Rucco. Più di 70 milioni di euro di PNRR che sono arrivati nella città di Vicenza, progetti importanti, l'acquisto di Palazzo Thiene, e quindi siamo convinti di sostenere l'eventuale ricandidatura di Francesco Rucco e proporre un progetto e un programma alla città che guardi alla Vicenza del 2030. Per noi la candidatura di Francesco Rucco a sindaco di Vicenza per la prossima tornata era scontata, così come scontato l'appoggio di Forza Italia nelle prossime elezioni amministrative. Da settimane Francesco Rucco ha l'appoggio dei partiti di centrodestra, ma solo oggi annuncia la sua ricandidatura e lo fa da un luogo simbolo, Campomarzo. C'era una volta l'outlet veneto della droga, ecco perché qui il sindaco ha realizzato la sede distaccata della polizia locale e ha creato il NOS, il nucleo operativo speciale che con le pattuglie antidegrado sorveglia i parchi e le zone a più alta tensione sociale segnalate dai cittadini. Ma Francesco Rucco è anche il sindaco che ha affrontato la pandemia a Vicenza e ha raccolto la cifra record di 73 milioni di euro dal PNRR per rivoluzionare Vicenza. Un progetto di riqualificazione e di rigenerazione urbana che parte da Campomarzo e che, ed è la promessa, verrà portato a tutti i quartieri. La promessa è il massimo impegno, come abbiamo fatto ogni giorno per questi 5 anni, massimo impegno anche per il prossimo mandato e l'esecuzione e il completamento di tutti i progetti che abbiamo messo a terra. E sentiremo tra poco una indiretta a Luisa Bertini, sempre da Vicenza, per capire quali sono i piani del questore di Vicenza, che ha dato una svolta davvero su questo fronte, con provvedimenti, presenza di uomini delle forze dell'ordine in più parti della città, soprattutto quelle che sono spesso teatro di aggressioni, di risse, di dispaccio di droga. Grigoletto, allora Mario Conte è saldamente in sella, appare
certamente favorito rispetto a un avversario che sarà per il Partito Democratico l'imprenditore Giorgio De Nardi, un imprenditore molto conosciuto nell'economia, diciamo, nel suo settore degli imprenditori, ma politicamente poco avvezzo, insomma, alla politica, perché si presenta proprio per la prima volta nell'agone. Che possibilità secondo lei il Partito Democratico, Centro-Sinistra e Azione col suo candidato Nicolò Rocco? Allora, riguardo a De Nardi ha detto bene, poco avvezzo alla politica, non si è mai visto, a parte non si è mai visto in Consiglio Comunale, non si è mai visto nemmeno prendere una posizione, non si sa che cosa pensi sulla città. Temo anche che non sappia poi molto nemmeno della città, sinceramente, delle prime uscite che ha fatto, soprattutto quelle sulla sicurezza. Adesso mi collegavo appunto a quanto stava anticipando sulla sicurezza a Vicenza, sui provvedimenti del Questore. Ecco, ha fatto delle uscite veramente, io lo posso dire da ex assessore alla sicurezza, che qualcuno giustamente ha detto pensa di vivere a Caracas, ma onestamente mi sembra un'esagerazione. Io quando ero assessore alla sicurezza contestavo gli attacchi che mi muoveva l'allora capogruppo Mario Conte, però altrettanto adesso devo dire che insomma dobbiamo respingere anche queste gratuite ma veramente infondate del candidato sindaco della sinistra, francamente, perché mi sembra che viva davvero in un'altra città e penso non faccia nemmeno il bene della città dipingerla in questi termini. Ciò detto, questo è il candidato appunto della sinistra. Peraltro, se dovesse essere eletto, io guardi, è la prima volta che lo dico e ne approfitto per dirlo qui da lei. Io da ex assessore alla sicurezza le dico la sincera verità. E se dovesse vincere De Nardi e governare con il Partito Democratico, le liste civiche e soprattutto anche con la sinistra estrema, diciamo così, quella che era anche nella maggioranza di Manildo, le assicuro che sui temi della sicurezza sarà pianto e stridore di denti, perché sinceramente era impossibile governare con loro, dal centro sociale agli interventi che facevamo con l'introduzione peraltro dell'unità cinofila, ai provvedimenti che prendevamo in via Fiumicelli, nel quadrante quello famoso della stazione. Eravamo sempre attaccati, puntualmente osteggiati proprio da quella parte della maggioranza che ora sostiene De Nardi. Quindi prima di lanciare proclami contro la sicurezza guardi chi sono i suoi compagni di viaggio, perché dovesse mai essere eletto non riuscirà a fare assolutamente niente. Questo io lo dico in maniera spassionata da ex assessore alla sicurezza. Quanto a noi, anche un'altra anticipazione ne do. Ieri sera l'Assemblea di Italia Viva ha convenuto insomma sul nome di Nicolò Rocco, dopo che sabato scorso aveva fatto anche Azione. Adesso immagino che a Nicolò Rocco verrà fatta, presumo, una proposta e poi lui risponderà, insomma, quindi credo che ormai è questione di giorni e anche noi potremo entrare in campagna elettorale. Senta, era passato qui a Treviso Carlo Calenda, c'era stato un incontro con Mario Conte molto, molto cordiale. Come si collocherà Azione nelle prossime, appunto, in vista delle amministrative? Ma nei confronti di Mario Conte e dell'attuale amministrazione, noi da quando abbiamo costituito il nuovo gruppo consigliere a novembre lo abbiamo sempre detto: se un'amministrazione, se una giunta fa bene, prende provvedimenti giusti, noi li votiamo. Se chiaramente prende decisioni che a noi sembrano non corrette, non utili, non proficue per la città, noi continueremo a votare contro. Siamo all'opposizione perché comunque siamo stati eletti all'opposizione, non abbiamo vinto le elezioni, siamo usciti però da un partito che ci irreggimentava dal punto di vista ideologico, era sempre un no pregiudiziale, ma non è possibile, perché ma nemmeno statisticamente anche la peggiore giunta di questo mondo qualche volta le imbrocca le cose. Quindi le cose positive per la città noi abbiamo detto le approveremo, come avevamo approvato per esempio, abbiamo proposto anche una mozione per gli affitti per le famiglie monoparentali, così come abbiamo approvato dei provvedimenti che questa giunta ha assunto nei mesi scorsi e che a noi sono sembrati utili per la città. Prima questo non si poteva perché c'era ancora la vecchia contrapposizione ideologica: se sei in minoranza devi sempre dire no, anche se gli altri fanno delle cose positive. Io questo lo posso dire, guardi, lo dico sinceramente, avendo avuto un'esperienza di amministrazione di 5 anni di giunta, devo dire che non mi capacitavo del perché alcune cose che erano utili
Faccio l'esempio, l'unità cinofila, il cane antidroga, che questa amministrazione peraltro ha portato avanti come altri provvedimenti dell'amministrazione Manildo, ecco, non capivo perché dicessero di no. E così non dobbiamo fare altrettanto. Ecco. Quindi la nostra posizione è questa. Per quanto riguarda poi il confronto elettorale con Mario Conte, io come il sindaco uscente ha auspicato, sarà sicuramente un confronto civile. Spero che sia così anche da parte del sindaco della sinistra De Nardi, ma ripeto è un mistero perché non si capisce che cosa pensa e come farà la campagna elettorale. Allora torniamo da Treviso a Vicenza e vediamo in diretta, ci colleghiamo con Luisa Bertini che è in compagnia del Questore. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Paolo Sartori, il Questore di Vicenza, con cui oggi abbiamo tracciato un bilancio di tutte quelle che sono state le misure di prevenzione disposte appunto dal Questore nel 2022, dove abbiamo notato un incremento del 300% all'incirca, soprattutto per quel che riguarda i fogli di via e gli avvisi orali. Di che misure si tratta e perché sono importanti e a chi sono rivolte? Si tratta di misure di prevenzione che vengono applicate dall'autorità amministrativa, quindi dal Questore, proprio per evitare che in determinate zone del territorio vengano radicati determinati comportamenti posti in atto da persone che non hanno alcun titolo per permanere in quelle specifiche zone. Sono misure molto importanti e molto efficaci perché appunto ci consentono di far sì che aspetti di degrado urbano che creano allarme sociale e incrementano l'insicurezza percepita da parte dei cittadini possano trovare una forma un ostacolo, una barriera proprio finalizzata appunto ad evitare che vengano commessi poi reati anche nel futuro. Altro capitolo importante è quello relativo ai maltrattamenti e quindi qui la misura è quella dell'ammonimento e nel 2022 avete notato che non ci sono state recidive, ce ne parla? L'ammonimento è una misura di prevenzione che viene applicata nei confronti di chi commette reati persecutori, quindi stalking, ovvero reati di maltrattamenti in famiglia. Anche in questo caso l'applicazione di queste misure è stata notevolmente incrementata nel corso del 2022 e, come diceva giustamente lei, è importante rilevare che nei confronti delle persone che sono state colpite da questo tipo di misure di prevenzione non è stato notato alcun caso di recidiva. Ecco, noi ringraziamo il signor Questore e restituisco la linea studio. Grazie molte Luisa Bertini e buon lavoro. Breve stacco pubblicitario e poi torniamo in diretta tra pochissimo con Marco Brigo. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, ieri sera avevamo ospite Luigi De Magistris, ex magistrato, ex sindaco di Napoli. Ovviamente non abbiamo potuto fare a meno di parlare di intercettazioni, della riforma di Carlo Nordio e di mafia. Sentiamo cosa ha detto proprio in apertura del programma. Insomma, è stato un magistrato coraggioso che come lei ha combattuto il malaffare, ha combattuto anche la malavita. Ecco, noi abbiamo cercato di riassumere queste critiche a Nordio con questo titolo: il PM contro Nordio è troppo garantista. È quello il problema, che è un ministro che non è abbastanza, dovremmo dire giustizialista per non dire garantista. Ma secondo me no, nel senso, il termine giustizialista è brutto, come dovremmo essere tutti garantisti. Quando si va a toccare il tema della giustizia c'è sempre una tensione molto forte tra magistratura e politica. Credo che Nordio abbia iniziato male il suo percorso di riforma della giustizia, perché se il tema è evitare che vadano sui giornali fatti non penalmente rilevanti e quindi colpire gli abusi, io penso tutti devono essere d'accordo. Tra l'altro c'è già una norma che ha ristretto parecchio. Invece nell'opzione originaria del ministro Nordio è quella di ridurre significativamente l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche ambientali per determinati reati.
Lui esclude chiaramente mafia e terrorismo, però credo che la mia esperienza di oggi può portare a aggiungere un elemento in più per far capire. Non esiste che un procedimento penale nasca per associazione mafiosa. Ci deve arrivare. Talvolta si parte dalla truffa, si parte dall'abuso d'ufficio patrimoniale, pure la corruzione non ci arrivi direttamente con la corruzione. Allora, le intercettazioni sono uno strumento indispensabile. È vero anche perché io sono una persona onesta intellettualmente, ho fatto il magistrato, il sindaco, quindi ho visto da tutte le parti la visione, che c'è anche chi si appiattisce sulle intercettazioni, quindi non le utilizza nella maniera adeguata, certe volte le si interpreta in maniera un po' esagerata, ma sono uno strumento di cui in Italia non si può fare a meno, perché l'Italia, che ne pensino alcuni perché non se ne parla, in Italia il livello della corruzione e delle mafie entrate nella politica e nelle istituzioni è molto molto elevato e non avremmo avuto in Italia la verità su determinati fatti se non avessimo avuto le intercettazioni, dalla cattura dei latitanti alle grandi truffe, allo sperpero del denaro pubblico, alla trattativa Stato-mafia, per non parlare dei reati anche, come dire, di droga, vabbè, ma quelli non fanno saltare il rapporto di tensione, non sono l'elemento centrale della tensione tra politica e magistratura. Corrisponde al vero che Nordio vorrebbe limitarle le intercettazioni, perché è su questo la polemica, no? Dice vuole limitarle, vuole limitarne l'uso. Secondo me sì, altrimenti sta polemica veramente significherebbe, c'è questa polemica per non parlare d'altro, non credo. Invece io credo che, ma dubito che si riesca a farlo anche questa volta, l'Italia ha bisogno di una riforma della giustizia. Faccio un esempio. Noi teniamo un sacco di gente in carcere per custodia cautelare, cioè nel senso in attesa di giudizio. E abbiamo migliaia di persone condannate in via definitiva che stanno per strada. Noi dovremmo ridurre la custodia cautelare a fatti eccezionali, avere un processo più rapido, più garanzie di parità tra accusa e difesa, e poi quando vieni condannato in via definitiva devi andare in galera. Ho fatto alcuni esempi, quindi ci vorrebbero investimenti, ci vorrebbero tante cose che invece non sono centrali. E questo era l'ex magistrato Luigi De Magistris ieri sera a Focus. Sulle intercettazioni, Brigo, cosa ne pensa? Innanzitutto noi stiamo parlando che abbiamo un ministro, che io sono anche contento perché essendo liberale, Carlo Nordio proviene dal Partito Liberale Italiano. Abbiamo per fortuna dopo tanto tempo, dopo la Cartabia stessa, ma abbiamo comunque un ministro che ha fatto un percorso importantissimo e io credo insomma sia sotto gli occhi di tutti che dell'uso delle intercettazioni se ne è fatto un abuso, perché sentire che Mario va a cena con Maria perché non è sua moglie o meno e venga spiattellato sui giornali, perché poi c'è un problema di fondo, direttore. Queste intercettazioni chi le dà ai giornalisti? Perché non è colpa del giornalista che pubblica, fa lo scoop e viene fuori. Logico è che così non è ammissibile, non credo sicuramente per quello che si può leggere, io ho letto che l'ultimo libro di Nordio che lui voglia togliere le intercettazioni, ma questa situazione deve essere modificata. De Magistris parla molto chiaro, le faccio un esempio lampante, e la vedo su me stesso, io non ho problemi a dirlo. Io ho una causa di lavoro in essere che va avanti da quasi 4 anni. È impensabile, signori miei, perché l'ho già detto in questi studi televisivi da lei, se domani mattina un'azienda le viene copiato un prodotto e se ne accorge che le è stato copiato quando magari se lo trova in fiera, magari oppure anche dal suo cliente finale, nel tempo stesso che questa azienda fa un ricorso alla giustizia italiana, fallisce, è costretta a rivedere il prodotto e rifarne un altro di nuovo. È impensabile. Le faccio una domanda, direttore. Ma un'azienda normale, un professionista, lavora soltanto al mattino? No, perché poi vi fate questa battuta qua. I ladri sono i politici, ma voi sappiamo cosa prende un magistrato di stipendio? E allora, signori miei, io non è per cattiveria, ti pago, devi anche produrre. Non possiamo più continuare che sia una casta protetta ed è sempre stata protetta dalla sinistra. Non si può più andare avanti così. Poi l'abbiamo visto, abbiamo 2 personaggi di magistratura importante, l'ex direttore dell'antimafia è un procuratore della Repubblica, eletti in un partito che fatalità va via con i paraocchi, è un giustizialista di prima categoria. Signori miei, l'Italia se deve essere anche attraente sotto il profilo economico, deve avere anche una magistratura che corre, non che va a ritroso, perché altrimenti, ripeto, qual è quell'imprenditore estero che può venire ad investire in Italia che sa che deve fare una causa, anche una causa di lavoro a questi tempi così biblici? E badi bene che una causa di lavoro, in questo parlo nel mio caso, ha anche una via preferenziale, pensi le altre? Quindi è impensabile su questo. Io confido molto in Nordio sulla sua caparbietà, soprattutto che è un veneto.
sono contento che finalmente, lei prima ha detto, la magistratura parla un po' veneto, finalmente in questo esecutivo, nei punti chiavi, c'è la laboriosità, non me ne volgono altre regioni, proprio del Veneto. Perché noi non possiamo dimenticare che il Veneto, dopo la seconda guerra mondiale, era soltanto fatta di campagne e di contadini. Oggi il cuore pulsante dell'Italia. E infatti abbiamo messo proprio nel titolo Nordio Pinelli, che Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ostellari sottosegretario alla Giustizia, c'è anche Ciro Maschio che è presidente della Commissione Giustizia, quindi davvero i veneti in questo caso proprio molto presenti. Grigoletto, che contributo potrà dare Carlo Nordio secondo lei a una riforma della giustizia nel senso liberale che Nordio vuole imporre e qui si parla di tante cose, la separazione delle carriere, la prescrizione, il carcere preventivo. Sì, il ministro Nordio è chiaro che è una persona del settore. Io sono sempre stato convinto che sia importante avere un ministro che sappia di sanità, un ministro dell'istruzione che sappia di scuola e un ministro della giustizia che sappia di giustizia. Dopo, con i limiti anche che questo comporta, perché chiaramente adesso nel caso del ministro Nordio io non c'entro perché non è il mio ambito, quello evidentemente della giurisprudenza, però è chiaro che il ministro Nordio ha sempre assunto delle posizioni anche abbastanza originali, cioè una persona che ha le sue idee, non è mai fatto mistero da quando era magistrato e quindi voglio dire certe battaglie, certe posizioni anche garantiste, anche da liberale, lui le ha sempre assunte e mi sembra che sia entrato proprio a gamba tesa anche in questi giorni, abbiamo visto con questi interventi, con le intercettazioni, anche probabilmente mettendo anche un po', non dico in imbarazzo, ma forse insomma in qualche modo in difficoltà, ma forse anche la stessa Premier che lo ha in qualche modo invitato, non richiamato, non mi pare di aver letto questo, ma invitato un po' alla prudenza perché ci sono ovviamente degli equilibri da mantenere. Poi si ribaltano le posizioni perché Berlusconi non voleva Nordio, voleva la Casellati ministro e adesso invece il maggior sostenitore di Nordio è proprio Berlusconi. Ci ho detto sulle intercettazioni, io penso che sia già previsto che le intercettazioni, ma mi correggerete voi insomma, ma da quello che io ho capito già le intercettazioni hanno già un limite, cioè possono essere fatte soltanto in presenza di un reato, no? Quindi si possono utilizzare se è un reato in atto. Però è anche vero quello che dice De Magistris, in effetti non è detto che si possa sapere subito che si sta indagando su un caso, di mafia, ci si può arrivare in tanti modi, no? E quindi probabilmente magari servono tanti strumenti e mettere così un bavaglio magari alle intercettazioni subito così potrebbe essere un limite. Ci ho detto, io credo che il ministro è giusto, io sono dell'idea che è giusto che se uno ha un'idea, se una maggioranza anche di governo eletta ha un'idea di andare avanti in una certa direzione, che è bene che ci provi. Certo è che alcuni guasti, alcune difficoltà della giustizia ci sono. Io stamattina ho sentito un breve passaggio dell'inaugurazione appunto dell'anno giudiziario e certo alcuni limiti, alcune difficoltà, alcune fatiche della giustizia ci sono, lei ne accennava ad alcuni, metterci in mano è necessario. Nordio sicuramente ci può pensarla come lui o meno, però certamente è una persona che conosce le cose e che ha le sue idee e magari forse, non lo so, qualcosa potrà riuscire a cambiarle effettivamente. Magari Nordio deve essere più preoccupato su quello che ha detto Berlusconi. No, e poi ricordiamo che Carlo Nordio è stato anche un magistrato coraggioso che ha scoperchiato quello che c'era nel pentolone del Mose, insomma, no? Davvero ha fatto delle inchieste importanti anche contro il terrorismo, la criminalità organizzata e ha pensato per prima cosa Carlo Nordio di accelerare i tempi della giustizia. È venuto a Treviso, è stato a Venezia per dire che il governo farà di tutto perché ci siano organici adeguati nei tribunali e il problema del personale vale anche oggi per le questure. Pensate che a Treviso, per esempio, occorrono almeno 10 mesi per ottenere un passaporto nuovo o il rinnovo di quello che abbiamo già. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia.
Purtroppo il numero delle richieste è esploso negli ultimi mesi e facciamo fronte a questa emergenza. 7, 8, 9 mesi per poter rinnovare il passaporto. Un telespettatore ci ha chiamato segnalandoci che per avere il documento dovrà attendere ben 10 mesi. Sulla piattaforma della polizia, infatti, per prenotare un giorno bisogna attendere non poco. I posti liberi sono pochi e soprattutto non prima dell'estate. Disagi tanti, soprattutto per chi vorrebbe già pensare alle vacanze o a qualche viaggio. Una criticità che non riguarda solo la provincia di Treviso o il Veneto. Il problema è stato ammesso anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. C'è stato, ha spiegato, un incremento delle richieste di rilascio per una serie di fattori, la fine delle restrizioni per il Covid, la Brexit, le difficoltà legate al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio. A Treviso il questore spiega: abbiamo cercato di affrontare questa emergenza rafforzando gli uffici. Chiaramente in questa situazione garantiamo le emergenze, quindi chi deve partire ha dei canali per presentarlo e avrà il passaporto per tempo per partire, e chi non ha fretta chiediamo di aver pazienza e di mettersi in coda. Quello che mi preme dire è che chi deve partire ha la possibilità e il diritto di avere il passaporto per tempo. Insomma, nonostante il portale e i tempi richiesti per chi ha la necessità di ottenere il passaporto entro breve tempo potrà richiederlo. Per tutti gli altri bisognerà armarsi di pazienza. Gli anni di pandemia non hanno di certo aiutato, creando code e ritardi che non sarà facile riassorbire. La voglia poi di tornare a viaggiare e tornare a spostarsi anche per lavoro ha aggravato una situazione già congestionata. Servizio di Daniela Sizzia. Marco Berigo, certo ci si ritrova, no, spesso davanti a dei muri quando in questo caso si chiede un passaporto, anche se bisogna dire che la pubblica amministrazione ha accelerato negli ultimi anni, non so se sia stato un merito del ministro Brunetta, ma con la informatizzazione, lo SPID, insomma tanti altri meccanismi si riesce, se non altro, a dialogare in maniera più facile, insomma, più agevole, almeno per chi sa smanettare con i servizi, no? Sicuramente ci sono stati degli avanzamenti dei tempi che, insomma, quando io ho fatto l'amministratore del mio comune eravamo abituati a vedere molto più cartaceo, adesso è molto più facile. Logico è che comunque questi messaggi non aiutano, nel senso, quando sento dire 6-7 mesi per un passaporto, se ci sentono gli amici dell'Oltre Alpe magari si mettono a ridere su questo, quindi è sempre il discorso del paese Italia su certi aspetti, anche perché poi, ripeto, dobbiamo sempre capire che viviamo in una società molto veloce e chi chiede certi documenti non li chiede per utilità anche lavorativa. Allora a questo punto dico sempre, non possiamo andare avanti con due velocità. Il mondo dell'impresa che ha una velocità che galoppa e a volte un mondo che può essere quello dello Stato che ci rappresenta, che ci dà i servizi, che invece va a scarto ridotto. Questo è un gap che dobbiamo sicuramente potenziare. Poi dobbiamo farci una domanda, come diceva il questore di Treviso, come mai c'è questa problematica di personale? Cioè, manca personale perché non c'è, perché comunque abbiamo ancora i vincoli del Covid che non si possono essere magari in apertura degli uffici in maniera come era prima del processo Covid. C'è tante domande da cui porci. Logico è che, torno sempre a dirlo, non voglio essere tagliante, il nostro Veneto non può permettersi sembi di attesa. Allora, a proposito di tempi d'attesa e di velocità, vediamo cosa dice il presidente degli industriali Enrico Carraro a proposito delle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina. Dice che dobbiamo recuperare perché siamo in ritardo. Vediamo. È incredibile che per un evento così importante non ci siano tutte le istituzioni romane, lasciatemi dire, vicino a noi. Non rischiamo veramente e alcune partite sulla viabilità secondo me le abbiamo già perse perché non potranno essere pronte per la data delle Olimpiadi. Non vorrei che così buttassimo via un'occasione importante per il nostro paese, ma soprattutto per il bellunese, che è una parte del nostro paese che andrebbe particolarmente e che ha bisogno di tutte le nostre attenzioni. Abbiamo perso un sacco di tempo in chiacchiere, vere chiacchiere,
abbiamo buttato via alcune occasioni di lavori importanti sulla viabilità. Adesso abbiamo un governo così che è un po' più stabile, che ha delle prospettive di lungo periodo. Spero che ci sia evidenza forte così di un interesse a portare a casa la partita delle Olimpiadi, perché ripeto è un'occasione molto importante per il nostro territorio. E così ha detto ai nostri microfoni Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Saluto e ringrazio molto Roberto Grigoletto di Azione. Grazie Grigoletto, grazie tante. E Marco Brigo del Partito Liberale. La ringrazio direttore. Grazie. In regia Renato Cappoia con Simone Merlo. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Arrivederci, buona giornata.